carissimo maestro Franco Melisi. Adesso andiamo con ordine volando proprio. Ci sono i 3 interventi che chiudono poi con la presentazione e col dono del libro da parte del professor Contu. Adesso in ordine i segretari nazionali del PSIDAZ, Sardinia Nazione e IRSI. Tutti di buon lavoro, auguri con affetto e con calore che mi sento di manifestare non solo per i rapporti, direi gli intrecci che ci sono stati fra il Partito Sardo e questo sindacato, che l'intervento che mi ha preceduto vi ha bene illustrato, ma perché c'è una comunanza di temi che sono i temi della identità, della nazione, della etnia. Questi sono gli stessi temi che voi troverete negli scritti del bellissimo libro di Gianfranco Contu, che contiene scritti, brani, pensieri, riflessioni di tanti sardi importanti. Simon Mossa, che è stato citato nell'intervento precedente, che molta parte ha avuto nella elaborazione del concetto di etnia, nel portarlo avanti e anche nella nascita di questo partito. Simon Mossa, al quale io sono molto legato perché ha rappresentato un avanzamento per questo partito. Se n'era allontanato, poi è ritornato e ha fatto molto per noi. Ma anche gli scritti di Zampa, che io ammiro personalmente perché secondo me è il simbolo della identità, per la forza e il coraggio che ha nelle cose che dice, come le presenta. Non a caso il suo intervento nel libro è in sardo. Vado a chiudere dicendo che identità, nazione, etnia sono temi importanti, sono temi decisivi per i sardi e per la conquista della libertà, e questo sindacato è un'affermazione di questi principi, di questi fatti, e io direi che è un baluardo nello stesso tempo, perché dimostra che il popolo, nonostante le dominazioni richiamate dai cartaginesi per finire coi piemontesi italiani, ha saputo elaborare, assorbire e rimanere popolo e conservare la sua identità. È un simbolo questo sindacato di questi temi che dicevamo. E io chiudo con una nota, diciamo così, di attualità. È un simbolo che, come ha detto Zampa prima di me, è nato dalla coccettaggine, dalla testardaggine di un gruppo di uomini, poi si è allargato. E con soddisfazione io vedevo che finalmente, rinunciando forse a qualche privilegio da parte di altri sindacati, poteva essere rappresentato giusto per il sindacato, per i sardi e per la Sardegna. Oggi mi dicono che questo non è più così. Allora io voglio approfittare di questa platea, non so se c'è la stampa, per dire che se il CSS venisse escluso, se sarà escluso, questo è non solo un fatto ingiusto, ma è un fatto che ci riporta indietro verso quel cammino che dicevo per l'indipendenza. Questo partito farà di tutto, denuncerà questo fatto e farà di tutto perché sia presente nel CREL, senza nulla togliere agli altri sindacati, ma riconoscendo il giusto a questo sindacato. Grazie. Grazie anche per questo impegno, ci teniamo. La parola a Bustiano. Bustiano, oltre ad essere il segretario nazionale di Sardinia Nazione, è anche membro autorevole del Consiglio nazionale della CSS, tra i primi iscritti, e io penso che insomma gli dobbiamo grazie, perché è sempre stato a fianco alle nostre lotte, alle nostre affermazioni.
Ateros hanno il menzus a su sindacato dessa nazione sarda. Ateros hanno il menzus a un sindacato che è di importo metamanno per questa nazione. Resta uno dei suoi spacchi locos, dei suoi spacchi stretti di condivisione, della forza che ha una genesi e organicità della nazione sarda. In questo sindacato si chiama vivere quasi tutte le forze nazionaliste, intendendo per nazionalista il termine buono, di riferimento e di organicità di questa nazione. Quindi è un tratto di condivisione che bisogna conservare, ateros hanno il mezzo, stanno, e ateros spazio di condivisione dobbiamo fraicare, non basta. E si battono tratto di condivisione di uno sindacato che è possibile pure ne fraicare di tipo politico di condivisione. E che bisogna lavorare che in pazienza, come hanno lavorato il responsabile di questo sindacato. Bisogna pure, ma non sono protagonista del suo mantenimento e del suo vivere di questo sindacato. Non fa vita sindacale, che non mi basta su tempo, lei ha poter fatto pure hacker e torno grazie al Meda invece a chi era il facenne. Questo sindacato non è che è un sindacato che difende solo i lavoratori dal sfruttamento, dalla discriminazione. Questo è un sindacato che impala al giù che è un altro modello di sviluppo. Cioè questo è un sindacato della nazione sarda, cioè che propone un'altra cosa rispetto a ciò che oggi nos hanno proposto. Questo è un sindacato che ha un'avvertenza non solo del tipo operaio e lavoratori, ma ha un'avvertenza nazionale. Questo è un sindacato che contrappone la nazione sarda colonizzata a suo colonialismo che le esigita imponere economia, modellos, struttura e fallimentos. Ecco proiteimus presentes, pare a questo sindacato in cui si sciopero nazionale, dessa nazione sarda, de Cagliari, che hanno indetto sono sindacato italiano, ma noi non siamo che sono sindacato italiano, noi siamo i musini che sono operai del Salcoa, non sono nati, non ho potete lasciare egali in mano a sos sindacatos italianos. Sono matessi sindacatos. Sono matessi sindacatos che sono come sono facenne di tutto per giocare la CSS e Israele, che sono abituati a solo partire tra issos, la tripide sindacale. Solo isso deve contare, solo isso deve esistere, solo isso deve fare che la politica sa stessa. Si sono un po' arrennegato, tra l'invidiolina che lo ha attaccato su questa stessa sindacale, se ma non da quale pulpito viene la tua predica. Ma io non occupo nessuno, forse mi pensano che così serie regionale, non lo so, io sono un Don Chisciotte che ne occupo per una pedana o pulpito di carattere politico. Forse in questa categoria mentale di questo tipo di sindacalismo non esiste nemmeno questo tipo di persone, quindi non deve essere neanche da spessare. Cioè quando uno chiede in televisione deve essere spavorza, in un pulpito del sosissoro deve essere. Ma noi siamo il Don Chisciotte è iscritto da questo sindacato, il Don Chisciotte è indipendentista, però amo una causa, manna, che in che si sta fuori dessa Sardegna, è la causa est sul diritto del suo popolo e dei suoi lavoratori. Lasciatemi dire che sono felice quando ho visto qui davanti a me i tre partiti più importanti dell'indipendenza della Sardegna. Io mi auguro che la CSS sia, come dire, uno strumento, un ambiente, una casa dove tutti ci ritroviamo come fraterni, amici e possiamo discutere, parlarci apertamente, senza avere paura. Buonasera a tutti, grazie dell'invito e buon compleanno e lunga vita
a suo sindacato, vorrei dire lunga vita anche a Eliseo, ma non che chissà che non proteggia dai misura. Due comunicazioni. Il 2 di marzo a San Giovanni su Ergiu, e quindi colgo l'occasione per invitare il sindacato sardo ad esserci alle 9 di mattina. Sfratteranno una famiglia, gli porteranno via la casa. C'è un signore con un ictus, quindi c'è in carrozzella, gli altri familiari stanno molto male, eccetera, e però la legge vorace delle banche porterà via questa casa. È importante questo perché sperimenteranno una nuova tecnica. Normalmente per pagare i debiti concedono di vendersi i terreni, altre case, eccetera. No? Questo come invertino tutto, fuori anche dalla loro Costituzione, gli portano via immediatamente la casa e quindi non possono pagare nulla. Questo è uno, però ci sono 4.500 aziende in queste condizioni, dove il corpo politico, le banche e i tribunali hanno fatto una bella banda, altrimenti non si spiega un'anomalia di questo tipo, no? Perché in Italia su 100 aziende all'asta 90 sono in Sardegna, c'è qualcosa che non quadra. Quindi si è sindacato bene con le sue bandiere, con i suoi militanti, cosa buona e giusta. Seconda comunicazione, il 28 di febbraio a Barcellona si farà la seconda tranche di un referendum sulla indipendenza. La prima è stata fatta 2 mesi fa con una partecipazione di 700.000 cittadini, il 30% si è espresso a favore ha partecipato al referendum. Se ne farà una seconda che coinvolgerà il 28 300.000, 77 paesi, e poi ad aprile la finale, Barcellona e Girona, quindi 2,5 milioni di persone parteciperanno e si esprimeranno se vogliono entrare nel consesso mondiale come Stato o anche europeo liberamente senza l'interferenza della Spagna. Questa situazione dà alcuni insegnamenti. Ovviamente il governo di Madrid si oppone, e anche il Partito Socialista e anche il Partito Popolare. Opposizione netta a questo tipo di referendum, in quanto non è legittimato da nessuna organizzazione ufficiale, no? È semplicemente legittimato dalla società civile. C'è una forma parallela. Madrid narra no e Iudo narra e noi lo facciamo. Hanno votato anche in chiesa, no? Finire la messa, tutta fora, hanno dato la messa, poi via l'ora dotta intro a votare. Ma una cosa seria, con un grande clima di festa, applicando la forma filosofica più pura del diritto all'autodeterminazione, cioè autoproclamarsi. Dove i sindacati vini coinvolti, sino ai capelli, tutto quanto bevino. I partiti hanno fatto marcia indietro e hanno fatto avanzare la società civile, cioè la nazione catalana si sta pronunciando. E la inseriamo in un discorso molto interessante. Noi compiamo 25 anni in una fase interessante a livello europeo, perché nella Scozia, che è una situazione anomala, la Scozia è una nazione dove ha un governo, ha le simbologie moderne di identificazione, c'è una sua nazionale, partecipa alle Olimpiadi, ma è all'interno dello Stato inglese, ma è una nazione. I baschi, è arrivato un documento politico dove definitivamente depongono le armi, loro dicono ci è servito per creare conflitto, per creare la nazione, eccetera, eccetera. Dai governanti non si viene più su. Quindi anche i baschi si avviano in questa direttiva. La Catalogna si è pronunciata in questo tipo di direzione, che lo scenario è molto interessante. Se il governo catalano, tipo la regione sarda, indice fra un anno un referendum di autodeterminazione, e questo le hanno il 50%, e un solo Stato delle comunità della ONU lo riconosce ed è pronto, Kosovo, ma anche l'altro, Timor-Est, sono pronti. Questi qui volano direttamente a New York, al Palazzo dell'ONU,
è emersa una latenza, perché chi controllava quei voti, di schera repubblicana, la sinistra indipendentista, ha semplicemente il 14%. Andiamo a votare, questa cosa schizza dal 30%, cioè una latenza compressa. Un solo partito non la fa chi a mantenere tutte le variazioni di una possibile indipendenza. Quindi è naturale che beppa differenti colori all'interno di una nazione, però vai a una latenza corposa, 30% in un referendum sotto banco, con grande partecipazione. Figuriamolo, si bada una campagna elettorale che dura 2 mesi, 3 mesi con gli organi di stampa, questo su un millimetro di un percorso democratico, limpido, trasparente, non violento, verso proclamarsi Stato. Noi non siamo in questa condizione, però penso che dovremmo sollecitare la latenza, che oramai è orizzontale, la Sardegna Nazione, PISDAS, Rosso Mori, altre frange diffuse, sindacato, indipendentistas, eccetera. Chiudo. Possiamo fare un altro riferimento, uscire dalle nebbie dell'autonomia, mollare questa riscrittura dello statuto che nessuno può più, che siamo 30 anni su che gente di che cosa, ma il limite è raggiunto, da qui in poi non si vuole andare. Quindi entrare in una nuova concettualità e autoproclamarci nazione, provvisoriamente all'interno dello Stato italiano. Non siamo pronti a fare uno scontro, non vogliamo nessuno scontro, nessuna rivoluzione, vogliamo una rievoluzione. Però a chiesire da un momento di statica, stagnante, fare un passo collettivo, fuori da questo partito. La società civile deve muoversi dalle nebbie, dicevo, dall'autonomia, verso l'autoproclamazione della nazione. È come questa boccia di nie, che stai per diventare falanga, ma bisogna noi a gli dare un'ipintighetta. E penso che il sindacato e tutti noi abbia questo dovere e responsabilità di dare questa spinta inerziale in movimento, in dinamica. Grazie e auguri.